oltre ad aver dato un riconoscimento al segretario della Federazione Nazionale della Stampa, Franco Siddi, che in 10 anni e più di attività ininterrotta, una volta da segretario, una volta da presidente, una volta da segretario del sindacato dei giornalisti, ha affrontato e risolto le maggiori vertenze dei grandi giornali, dei grandi e dei piccoli giornali, ma compresi, voglio dire, il Corriere della Sera, la Repubblica e la Stampa. Quest'anno daremo un premio a Domenico Fiordalisi. In Sardegna quasi tutti sanno chi è, forse gli ospiti che vengono da fuori non lo sanno. Domenico Fiordalisi è il procuratore della Repubblica di Lanusei, calabrese, che finalmente ha avuto il coraggio di affrontare tutto in una volta 3 potentati: la politica, l'industria delle armi e l'esercito, scoperchiando un pentolone di veleni e di infamia degni di miglior causa. Noi ci siamo fatti la seguente domanda: ma i predecessori di Fiordalisi con che cosa si gingillavano quando hanno avuto la responsabilità di reggere la Procura della Repubblica di Lanusei? Mi pare che fosse Bertolt Brecht che disse una volta: sfortunato il popolo che ha bisogno di eroi. Ma noi Domenico Fiordalisi non lo additiamo al pubblico applauso come un eroe, lo additiamo al pubblico applauso come un magistrato finalmente virtuoso e coraggioso, a differenza di tanti anche suoi colleghi. Le cronache, non solo italiane, sono piene di queste nefandezze. Ha avuto il coraggio di sfidare la morte, perché vive blindato Domenico Fiordalisi. E quando dall'alto è arrivato il preannuncio del trasferimento, lui ha detto: io verrò trasferito non prima di aver risolto questo problema. Ci sono 6 generali rinviati a giudizio per disastro, una delle accuse è disastro ambientale, senza nessun briciolo di retorica. Noi lo premieremo ad Ozieri, sperando che questo segnale, che non è gridato né clamoroso, venga percepito ed accolto da chi lo deve percepire ed accogliere, e soprattutto che contribuisca a togliere da quel bellissimo angolo di Sardegna che è il Salto di Quirra tutti i veleni che sono stati già scoperti e tutti quelli che ancora dovranno essere scoperti perché sepolti. Vorrei concludere a proposito del premio Città di Ozieri con un accenno alla lingua. Anna Cristina Serra poeticamente l'ha fatto anche lei, e io vorrei provare ad individuare la causa dell'ostilità alla lingua sarda, no? Che è mascherata da benevolenza, badate, quindi è una guerra difficile da combattere, perché a parole ti dicono no, per carità, i vari assessori che sono succeduti, no? Alla regione, noi siamo favorevolissimi, ma figurati. Al lato pratico poi, quando si tratta di esaminare i bilanci, le risorse destinate alla lingua sarda sono lo 0,0 non so quanto. E qual è la ragione? Noi l'abbiamo individuata, crediamo di averla individuata. La ragione è la paura. Salimba la dimenega non la conoscono, come i bambini con il buio. I bambini perché hanno paura del buio? Perché non sanno cosa c'è.
Questi hanno paura della lingua sarda perché non la conoscono, ma oscuramente fiutano un rischio, che è quello del rovesciamento delle gerarchie. Voi pensate che nelle università sarde, tra i professori che dovrebbero essere deputati ad occuparsi di lingua sarda, non ce n'è uno che la parli in grazia di Dio. C'è qualcuno che la balbetta, gli altri la ignorano. Quindi di fronte a questo mistero loro coraggiosamente combattono lanciando la pietra e nascondendo la mano. Naturalmente noi su questo non abbiamo mai ceduto, non cederemo fino a quando ci rimarrà forza per farlo, convinti come siamo di essere figli di generazioni di uomini e donne, soprattutto donne, che per millenni hanno usato questa lingua poeticamente nella gioia delle nenie infantili e nella disperazione dei canti funebri, e quindi sono le signore della gioia e del pianto, come le chiamano ad Orune le Atitadora, sas meres de suprantu. È un patrimonio che non si vede, ma che è in ciascuno di noi, figli di una terra più madre che padre, se parliamo di genitori, di una società matrilineare, non matriarcale che è un'altra cosa, matrilineare, come quella degli indiani pelle rossa. Fino a quando noi avremo respiro, tutta questa gentaglia verrà combattuta con le armi della parola e dello scritto, che sono armi incruente ma a volte distruggono più dei cannoni. Vi ringrazio per la pazienza. Grazie a Paolo Pillon per il suo intervento appassionato e impegnato come sempre, e diamo di nuovo spazio alla poesia, chiamando un vincitore dell'Ozieri della varietà gallurese del sardo o sardo corso, comunque una bella mescolanza tra le due isole Gine. Gianfranco Garruccio da Tempio. Buongiorno a tutti. Grazie anzitutto per avermi invitato all'organizzazione, per essere qui oggi. Solo una cosa, dire che uno dei meriti del premio Ozieri credo che sia aver avuto la lungimiranza di raccogliere l'identità del passato, portarla sino ad oggi, e quindi aver reso anche questa poesia disponibile, può essere presentata anche oggi qui dalla tradizione, diciamo così, a una poesia anche più moderna. Questo anche a guardare anche dalla lungimiranza anche della giuria. Ma passo direttamente alla lettura, anche perché credo che Paolo e Cristina insomma, abbiamo detto abbastanza, quindi leggerò la poesia che ha vinto il premio Ozieri. E va, Pusato Chici, in Tarrangeni, pinti di scogli ameni, magnolati e consumiti dal mari, ambarudi di calalusoli all'intrenata. Chi non m'è stata dulci e né compagna la giornata, torrende milipeni e l'arreneco, in chi stasera grei chi m'ha suita, pa presentarmi sfidiata, dilaita, lo so conto. E sciucca l'unda, come sempre, in chi s'amuita sulda, che musica era prima, e chi infadosa saulti sempre i gali e li me peli stracchi da cunolto. Torra ambusciata, la eccia in polto, non corri più tempesta, e sciolto come lo stanti diluento. A questo punto, se c'è qualcuno che vuole fare domande sia ai poeti sia ai testimoni, ma anche a me eventualmente, possibilmente no, prego.
Volevo chiarire l'osservazione sui poeti romagnoli. Si tratta di poeti affermati e pubblicati, di giovani poeti che pubblicano libri pagati da editori. Questo è il passaggio importante. Penso a Azzurra D'Agostino, ma ce ne sono tanti altri. E questo il fatto, mentre il giovane poeta sardo è difficile da trovare, uno anche su internet, per dire, se io il premio Ozieri su internet è difficile trovare un materiale degli ultimi anni. Allora, poi voglio solo dire un'altra aggiunta, che appunto noi nel festival abbiamo cercato di guardare al meglio di quello che si poteva leggere pubblicato in Sardegna, e noi abbiamo cominciato, io appunto credo che abbiamo cominciato proprio nel modo migliore, quando il primo anno qui c'è stato Giovanni Dettori, che è poeta sardo, che scrive in italiano e scrive in sardo, e insomma mi piaceva ricordarlo, e insieme appunto tutta la tradizione popolare che è un altro campo, e forse il punto d'incontro è interessantissimo da affrontare e da discutere. Grazie Mario, sì, su questa cosa prendiamo atto e faremo tesoro, grazie. Volevo dire una cosa, forse l'abbiamo anche già detto qualche volta in questo festival, forse in Sardegna ha fatto molto la musica, cioè adesso domani ci sarà un incontro con i Rata Pignata, che sono un gruppo reggae, e loro cantano in sardo campidanese. I 31 Roots hanno un cantante di Serramanna che canta in campidanese spesso, magari in inglese e in campidanese, e girano anche l'Italia a cantare le canzoni in campidanese. Mi vengono in mente concerti straordinari fine anni 90 a Bologna con i Kenzenè che fanno 5.000 spettatori, o comunque qualche migliaia di spettatori a Bologna, e non erano tutti ragazzi sardi, e quel sardo, il sardo cantato da quei giovani poeti, perché poi in qualche modo anche loro scrivono versi, era ascoltato da tutti. Non credo che ci sia una congiura internazionale per vietarci di parlare di sardo, credo che uno scelga di parlare sardo italiano, non credo neanche che sia più sardo chi parla solo sardo, ognuno fa le sue scelte. D'altronde quando ci vogliamo far capire parliamo in italiano, anche Anna Cristina ha parlato in italiano, quindi come dire, questo è un po' naturale. Dopodiché lo spirito di questo festival è che ci sono scrittori in sardo, scrittori in italiano, scrittori sardi in sardo e scrittori sardi in italiano. Grazie anche a Flavio, di parlare italiano abbiamo concordato prima, ho chiesto a Mario Cuvedro, infatti abbiamo parlato italiano, possiamo parlare anche in sardo volendo, ma poi dobbiamo tradurre, sono gli ospiti, giustamente, mi pare giusto. Sul fatto dei poeti sardi che pubblicano poco è normale, cioè non c'è, siamo pochi in Sardegna, siamo 1,5 milioni di abitanti, non ci sarebbe probabilmente il tornaconto economico degli editori a pubblicare poesie in sardo, credo almeno. Questo problema è da approfondire. Altre domande? Sembra di no, il caldo ha fatto il suo effetto. Sì, allora io chiudo intanto ringraziando il Festival di Seneghe, Mario Cuvedro e tutta l'organizzazione. C'è una piccolissima testimonianza con Seneghe, abbiamo già avuto un legamento quando abbiamo premiato Foriche Dudrogo e il suo contratto seneghese qualche anno fa. Sì. Grazie di averci invitato, siamo orgogliosi di aver partecipato a questa grande cosa e speriamo davvero che si possa ripetere negli anni venturi. Grazie. Ricordatevi che c'è l'aperitivo se vi va, con una piccola offerta. Ringraziamo come sempre i padroni di casa che ci ospitano in questa bellissima casa.